Presentato l'ultimo giorno del 2021 nelle librerie italiane e online, la seconda edizione di Pirateria, il saggio del giornalista e sociologo agrigentino Francesco Pira sul mondo dell'informazione e dei social. Piraterie 2 La vendetta riprende così idealmente il percorso che lo studioso licatese aveva temporaneamente concluso nel 2018. Sfogliando le pagine, spiega lo stesso autore, potete rendervi conto di come questo testo parli di noi. Da diversi anni subiamo la fragilizzazione del sistema informativo. Questo ha prodotto i risultati che i media stanno facendo di fatto, trasformando in mero specchio della società anche nei suoi aspetti più deteriori. Insomma, una deriva che l'avvento dei social ha acuito e che la crisi generata dalla pandemia di Covid-19 ha ulteriormente complicato. Voi potrete dire, dopo Piraterie occorreva pubblicare Piraterie 2 La vendetta. Con Antonio Liotta, patron della casa editrice Medinova, abbiamo pensato che forse era proprio il caso, visto che c'è stata la pandemia e c'è ancora la pandemia, visto che il nostro rapporto con la tecnologia è triplicata e la nostra social esistenza è quintuplicata, e quindi abbiamo pensato di raccontare ancora una volta attraverso questi interventi settimanali, e quindi mettendo insieme tutto quello che la cronaca ci ha restituito e che poi è stato frutto di questa analisi tra il sociologico e la narrazione giornalistica, con un pizzico di ironia ma anche con tanta vita vissuta. E poi c'è un aneddoto abbastanza carino: quando il maestro Nicolò D'Alessandro, che ha curato sia la prima che la seconda copertina, voleva far diventare questo pirata cattivo, visto che il titolo è Piraterie 2 La vendetta, non riusciva a trovare una mia immagine in cui ero particolarmente cattivo, e allora ho dovuto fare delle foto abbastanza cattive per riuscire poi ad alterare appunto tutti i lineamenti, e quindi si è prodotta questa famosa copertina, che è quella appunto che così custodisce questo nuovo volume. Troverete nelle 7 sezioni tante cose su cui sorridere, ma anche su cui riflettere. Troverete uno spaccato di quello che siamo, di come vorremmo essere e di come siamo stati.